Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Sottraggono grazie a un raggiro 1 milione di euro a un cittadino sloveno, ma vengono a loro volta sequestrati e rubati dell'ingente somma da un connazionale della loro vittima. È accaduto nei mesi scorsi tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia. Spilano ad un cittadino sloveno 1 milione di euro, ma a loro volta vengono derubati. In 3 finiscono in manette. Padre e il figlio con la moglie e tutti i residenti nell'Interland udinese, sul finire dello scorso anno erano riusciti a raggirare e a sottrarre l'ingente somma ad un cittadino sloveno, ma poco dopo avevano subito un furto. I fatti accaduti avevano innescato una serie di altri gravi reati commessi tra Italia e Slovenia. L'attività investigativa ha consentito agli agenti della squadra mobile della questura di Udine di identificare gli autori del primo reato, qualificato dall'autorità giudiziaria come furto aggravato in danno del cittadino sloveno, e acquisire elementi certi per le ulteriori ipotesi di reato di sequestro di persona, lesioni e minacce nei confronti di un altro cittadino sloveno, da loro ritenuto responsabile della seconda sottrazione dell'ingente somma di denaro. Il Tribunale, su richiesta della Procura, ha emesso 4 ordinanze di esecuzione di misure cautelare personale nei confronti di 3 cittadini italiani e del cittadino sloveno. Per padre e figlio si sono aperte le porte del carcere, mentre la donna, moglie del più giovane, è agli arresti domiciliari e invece tuttora irreperibile sul territorio nazionale il cittadino sloveno. La vistosa collana d'oro che aveva al collo ha attirato l'attenzione dei carabinieri del nucleo radiomobile di Auresina, impegnati in un controllo di retrovalico, che hanno notato il ragazzo su un autobus di linea diretto in Francia. Hanno fatto un controllo e scoperto che il 28enne cittadino romeno era ricercato per un mandato di cattura. Deve scontare 2 anni e 26 giorni di reclusione per rapina. Aveva strappato la collana d'oro al collo di una donna ed era fuggito, ma le telecamere di alcuni sistemi di videosorveglianza avevano ripreso la scena e identificato. Era stato condannato dal tribunale, poi era fuggito dall'Italia e è stato portato al carcere del Coroneo. Nel weekend è previsto un calo importante delle temperature, con il termometro che scenderà sotto i 10 gradi in pianura e montagna. Sabato arriverà anche la primissima neve. Il generale inverno busserà alle porte già questo weekend, dopo un'estate torrida con il record negativo di piogge. L'autunno, che ufficialmente inizierà il 23 settembre, arriverà in anticipo già con le sue temperature questo fine settimana. Andando in ordine di tempo, oggi sono previsti rovesci e temporali, in particolare in serate nella zona orientale della regione, con tanto di allerta meteo. Domani le piogge saranno abbondanti e interesseranno tutto il Friuli Venezia Giulia, come conferma ARPA Osmer, e le temperature arriveranno a una massima di 24 gradi e una minima di 16 gradi in pianura, qualcosa in più sulla costa. Sabato sarà però la vera giornata di rottura, con la colonnina che scenderà fino a 10 gradi di minima e 18 di massima. Cielo coperto con vento da nord-est sostenuto, al mattino piogge moderate e neve oltre 2000 metri circa. Miglioramento dal pomeriggio sera, con temperature che però scenderanno ulteriormente rispetto al mattino. Domenica andrà un pochino meglio perché non ci sarà più vento, con le temperature minime basse per la stagione in pianura e sulla zona montana, e che tali rimarranno per vari giorni in seguito. Per dare un riferimento, sempre ARPA Osmer parla di 7 gradi in pianura e 13 sulla costa. Per alcuni, quindi, è già tornato il tempo di passare dal lenzuolo alla coperta o addirittura il piumone, però quello leggero. Trieste è sempre più come Venezia, non solo per le navi da crociera presenti lungo le rive, ma anche per il fenomeno dell'acqua alta. Per la seconda volta in pochi giorni il centro storico del capoluogo regionale si è infatti riempito d'acqua piovana a seguito del violento temporale che si è abbattuto verso le 11 di questa mattina. Diverse le strade allagate dopo pochi minuti di pioggia, innumerevoli disagi al traffico veicolare. In breve tempo la precipitazione, accompagnata anche da Borino, ha reso impraticabili Viale Miramare e il cavalcavia di Barcola, costringendo il comune a imporre agli automobilisti alcune deviazioni, come in via Boveto e largo Roiano. Una quarantina inoltre gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi e rami caduti. Il Friuli Venezia Giulia vanta il record nazionale dei donatori di sangue nella fascia giovanile della popolazione tra i 18 e i 25 anni. A dirlo Roberto Flora, il presidente provinciale dell'FDS, che ieri nel corso della puntata di Screenshot ha presentato l'assemblea che si terrà domenica a Gemona.
È un ritorno alla normalità dopo le restrizioni della pandemia per i donatori di sangue che domenica 18 si ritroveranno a Gemona per la consegna delle benemerenze che ha superato le 50 donazioni. Oltre 400 i premiati. La cerimonia verrà trasmessa in diretta da Telefriuli. A fare il punto sulla situazione sarà il presidente provinciale dell'associazione FDS, Roberto Flora, che incentrerà il suo discorso sul ricambio generazionale, sulla necessità ovvero di costruire il futuro grazie ai giovani. Per ora la risposta è molto buona. Il Friuli Venezia Giulia vanta il primato a livello nazionale. La percentuale dei giovani donatori sulla popolazione si aggira sul 5%. Nella classifica la nostra regione sopravanza Emilia Romagna, Veneto, Sicilia, Basilicata e Sardegna. Siamo ancora a livelli alti, ai primi livelli, sul numero dei giovani 18-28 anni che entrano a far parte dell'associazione e donano. Quindi è una regione piccola, però è una regione che veramente è molto tenace, va avanti, è la quarta generazione di donatori e continua questa cultura del dono anche con i giovani, con le scuole, è fondamentale. Friuli Venezia Giulia addirittura un balzo in avanti rispetto a Emilia Romagna, Veneto, Sicilia, Basilicata e Sardegna. Cosa si deve tutto questo? Si deve a questa cultura del dono, a questo trasferire le informazioni in maniera corretta, informare bene i giovani, perché i giovani sono molto attenti. Non sono solo attenti all'ambiente, a tante situazioni che li riguardano, ma anche al bene comune. Nasce a Udine la prima biobanca del polo scientifico, nata grazie allo sforzo congiunto dell'Università di ASUFC e del CRO di Aviano. Consentirà di migliorare diagnosi e terapia delle malattie con lo scopo di raggiungere la medicina di precisione personalizzata. Nasce a Udine la prima biobanca in rete del polo udinese grazie alla collaborazione tra Università di Udine, Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale e CRO di Aviano. Una risorsa fondamentale per la ricerca in ambito medico e biologico che garantisce il rispetto della privacy dei donatori dei campioni biologici. Una biobanca è fondamentalmente un ente o una parte di un ente che ha la finalità di raccogliere, conservare, organizzare in maniera etica e garantendo gli interessi di tutti gli atteri coinvolti, in modo tale che poi sia più facile trasferire i risultati delle ricerche alla poi applicazione pratica. Di biobanca si parlerà nel convegno aperto al pubblico organizzato dal Dipartimento di Area Medica dell'Università di Udine il 20 settembre nell'aula seminari di Piazzale Colbe. Tutte le persone, i cittadini che sono interessati a capire meglio cosa vuol dire biobanca, qual è l'importanza di una biobanca, perché è importante sostenere questi progetti, saranno assolutamente benvenuti. Veniamo ai dati della pandemia. Nella nostra regione 559 nuovi contagi, le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 110, si registrano 3 decessi, tutti a Udine. Torna domani alla sua 26esima edizione la Festa della Mela a Tolmezzo, uno degli eventi più attesi nel territorio, e le telecamere di Telefriuli sabato alle 11:15 saranno in piazza 20 settembre per una puntata speciale del campanile. Torna domani la Festa della Mela di Tolmezzo alla sua 26esima edizione. La città si vestirà a festa per questa occasione, un'edizione che si svolgerà all'insegna della tradizione ma che ospiterà anche alcune novità. La tradizionale festa dedicata alla mela si suddivide con stand enogastronomici, animazione lungo le vie del centro dalle 10 alle 19, ma ci sarà anche la mostra mercato. Nel corso della manifestazione convegni, show cooking, gastronomia e tanti intrattenimenti lungo le vie del centro. Fulcro della festa sarà l'ampio tendone posizionato in piazza 20 settembre, la Pomis Arena, dove si alterneranno presentazioni, degustazioni, show cooking, previsti pure laboratori per bambini, intrattenimenti a cura di Fanny Center Academy, Azzurra Dance, test di analisi sensoriale, spazi di gioco per i più piccoli, perfino una dimostrazione di rugby in piazza 20 settembre. Non mancherà la musica con il concerto della Mela e occasioni di divertimento con la novità degli scacchi giganti in piazza
piazza Domenico da Tolmezzo. E proprio dalla Pomis Arena, sabato dalle 11:15, Telefriuli sarà in diretta per una puntata del campanile dedicata alla tradizionale festa e alle peculiarità del territorio carnico. 6 spettacoli distinti da qualità e una visione contemporanea e trasversale della messa in scena sono quelli proposti dalla seconda stagione del Teatri Stabil Furlan. 6 spettacoli da ottobre a marzo in diversi teatri udinesi e la seconda stagione del Teatri Stabil Furlan presentata al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Io sono contento di questo programma che è molto incentrato sulla figura di Pierpaolo Pasolini con alcune opere tra l'altro inedite come La Morteane, che è una cosa riscoperta un po' da Somaglino, quindi una cosa molto interessante. 6 appuntamenti di cui 3 sono produzioni della struttura e 3 sono ospitalità. Una prima parte è dedicata a Pasolini, 3 lavori, uno si chiama Rosada ed è una bellissima commistione fra teatro e danza. Dentro questo lavoro c'è danza contemporanea affiancata almeno alla lingua friulana, alla lingua di Pasolini e quindi questa cosa funziona. Gli altri 2 appuntamenti sono Rosada, che racconta la fascinazione per la lingua friulana di Pierpaolo Pasolini, e il terzo progetto al quale teniamo molto è una produzione del Teatri Stabil Furlan, si chiama Se vivrò dovrò pure tornare, e racconta quel periodo storico in cui Pierpaolo Pasolini è entrato in contatto con l'autonomismo friulano. Siamo allo sport, serata vincente per le friulane di A2 di basket. In Supercoppa vincono sia la UEB che l'Apu, che sabato sera si affronteranno al Carnera. Unplane battute Mantova e Ferrara, UEB Gesteco Cividale, APU Old West Udine vincono ancora in Supercoppa, la squadra di coach Pilastrini sorprende ancora e dopo aver battuto Ferrara, Alignano ha superato Mantova per 76-68. MVP dell'incontro Miani con 20 punti, ma fondamentale anche Capitan Chiera. Siamo contenti, è bellissimo anche il fatto che fin qui fino a Lignano la gente ci abbia seguito, abbiamo avuto un bel sostegno, entusiasmo, benissimo, sappiamo che dobbiamo lavorare tanto, il gioco è come è normale che sia, a settembre è ancora deficitario, però intanto l'atteggiamento è giusto e cerchiamo di andare avanti il meglio possibile. Nettissima l'affermazione dell'Apu per 72-58 su Club Basket Ferrara ieri sera al Carnera. Io continuo, siccome so qual è l'obiettivo, a interpretare questo come un precampionato agonistico. Cosa significa? Significa che le difficoltà che abbiamo avuto nel primo tempo, dopo un inizio eccellente, sono assolutamente ascrivibili alle mie scelte. Sono molto contento del fatto che, avendo tirato col 40%, cioè male, abbiamo tenuto una squadra solida come Ferrara a 58 punti, e questa è una cosa che a me fa molto, molto piacere. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità, appuntamento con A voi la linea. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.